Variante Delta e focolai in Veneto. In diretta nel nostro telegiornale il governatore del Veneto Luca Zaia fa il punto della situazione. Tragico incidente stradale lungo la Feltrina a Castagnoli di Paese, auto esce di strada e finisce in un fossato, muore una donna di 73 anni. Omicidio di Moriago, è stata una disperata battaglia per vivere, quella di Elisa Campeol, la conferma dall'autopsia, la 35enne colpita senza pietà con oltre 20 coltellate, molte ferite nel tentativo di lottare contro la furia del killer. La storia di Maria, ricoverata per un periodo in un reparto psichiatrico, oggi ne è uscita, ma lancia un appello alle famiglie che hanno persone fragili in casa. Se siete in difficoltà, chiedete aiuto. La regione ha dichiarato lo stato di crisi per le violente grandinate che ieri hanno interessato la pedemontana trevigiana. Il decreto rimarrà aperto anche in vista delle previsioni meteo per le prossime ore. Dopo 10 mesi di riunioni virtuali a Palazzo di Trecento, il primo Consiglio Comunale di Treviso in presenza, la soddisfazione di sindaco e consiglieri, finalmente il confronto faccia a faccia. Movimento 5 Stelle sempre più nel caos per lo scontro tra i sostenitori di Grillo e quelli di Conte. Il politologo Feltrin traccia un paradossale parallelo, partito legato a un leader che non sanno come sostituire senza disgregarsi. Era partito una settimana fa da Piazza dei Signori, oggi è arrivato nella capitale assieme ai suoi compagni di viaggio in bici, il traguardo di Bernardo Bernardini per dimostrare che ogni disabilità si può superare. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Dunque l'avete visto e sentito dai titoli, salutiamo subito e lo ringraziamo per essere qui con noi il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, l'abbiamo qui in collegamento telefonico perché pensiamo che sia il caso di fare un po' il punto della situazione dopo le ultime novità. Insomma, abbiamo raccontato tra ieri e oggi del focolaio di Isola Verde, scusate, nella zona del Chioggiotto, con il cluster al camping del rugby e i casi di Padova. Insomma, molti cittadini ci chiedono insomma, di fare un punto della situazione. Lo chiediamo direttamente a lei, se ci può fare un quadro delle situazioni in Veneto e nella Marca ovviamente, e quali sono gli scenari dei prossimi giorni, delle prossime settimane, se è possibile farlo intanto. Ma guardi, il quadro è di una situazione assolutamente sotto controllo. Si consideri che abbiamo avuto questo cluster a Chioggia, una decina di persone contagiate sono in età pediatrica, quindi sono ragazzini. Due di queste persone sono un genitore e un allenatore, un dirigente sportivo, e dall'altro poi a seguire 3 casi in provincia di Vicenza, quindi a Luz Berica, e 2 casi a Luz 2 di Treviso. Fondamentalmente abbiamo subito schierato l'artiglieria pesante. Ricordate che io lo dicevo anche una decina di giorni fa, cioè faremo tanti tamponi, saremo pronti eccetera, e la macchina è pronta, nel senso che si va a monitorare, quando troviamo un positivo si va subito a sequenziare, cioè a vedere la carta d'identità del virus, cioè verifichiamo il genoma per capire che tipo di variante è. Vorrei dire una cosa, che oggi l'incidenza di positivi sulla popolazione è bassissima. Per dare un raffronto siamo sui 10 contagiati su 100.000 abitanti a settimana. Nei periodi peggiori eravamo a 700 contagiati su 100.000 abitanti a settimana, quindi se la dovessimo paragonare a una pesca, oggi sappiamo che abbiamo un mare con pochissimi pesci, quasi rari, ci mettiamo una grande rete a strascico e se mai dovessimo catturare qualcosa, cioè quel pesce che rappresenta l'individuo positivo, andiamo subito a sequenziare. Questo è quello che stiamo facendo, tant'è vero che il Veneto, devo dire su mia volontà, abbiamo deciso di chiedere a tutti i direttori di fare 30.000 tamponi al giorno proprio per monitorare lo stato di salute, diciamo, della comunità. Se ci dovessero essere spostamenti, ovviamente verso i positivi si interviene. Per ora sotto controllo, ovviamente ai cittadini bisogna dire di non abbassare la guardia, di continuare a utilizzare la mascherina in luoghi chiusi o in condizioni di assembramento e di non utilizzarla all'aperto come è previsto già da lunedì, igiene delle mani e quindi usare un po' di buonsenso. Insomma, considerate che la variante, al di là delle tante poesie che leggiamo sulle varianti, il virus entra nell'ospite, cioè entra nell'uomo, nell'ospite, l'individuo, e poi muta, cioè cambia la sua carta d'identità, cambia il suo genoma, fa delle mutazioni per adeguarsi, poi il virus di oggi non è più di quello del 21 febbraio 2020. Quindi questa variante Delta, che è la variante indiana, chiamiamola anche col suo nome,
che conosciamo già dall'ottobre 2020, diventerà ubiquitaria, cioè si diffonderà dappertutto, come è accaduto per la variante brasiliana, per la variante inglese, per la variante sudafricana, accadrà anche per questa. Perché siamo un po' più preoccupati? Perché sembra che sia più contagiosa, cioè a bassa carica virale riesca comunque a contagiare, però è pur vero che ad oggi i dati che abbiamo è che il vaccino per ora funziona, tant'è vero che abbiamo un genitore di un bambino che si è contagiato, cioè abbiamo trovato positivo, aveva già fatto le 2 dosi di vaccino, però la sua positività è da asintomatico, cioè non ha nessun sintomo. Peraltro la nota anche dell'ULSS 2, per rimanere nel trevigiano, dei 2 bimbi, diciamo, trevigiani dell'ULSS 2 del camping, diciamo, del rugby camp, la nota dell'ULSS 2 di poche ore fa è che proprio i 2 bimbi sono asintomatici, quindi insomma stanno bene un po' a tranquillizzare la situazione. È stato proprio lei a mandare quei camper stamattina i laboratori mobili a Isola Verde? Sì, guardi, ho parlato anche ieri sera con il dottor Contatto dell'ULSS veneziana, sono andati giù stamattina con il camper, guardi già alla prima ora erano già 180 tamponi, insomma hanno fatto un bel lavoro e queste cose si riescono a fare in Veneto perché siamo organizzati, perché l'esperienza che abbiamo accumulato poi l'abbiamo anche messa in pratica in condizioni come queste. Ma anche vorrei dire una cosa, che magari qualcuno sorrideva quando io dicevo noi schieriamo l'artiglieria pesante anche se di virus non ce n'è più, e questo ci è servito perché poi alla fine non ci siamo fatti prendere di sorpresa. Ecco, però non vorrei da un lato che qualcuno pensasse che fosse la fine del mondo e dall'altro neanche che fosse la festa della liberazione. Ne stiamo uscendo da questa vicenda, bisogna però avere la massima attenzione e andare proprio a cercarsi dei guai. È proprio quello il problema, riuscire ad essere in equilibrio tra il timore eccessivo e l'eccessivo lassismo, insomma bisogna trovare un punto di contatto su questo. Ma guardi, tutto ha una misura, il distanziamento sociale, il timore tu lo devi avere quando sei in mezzo alla confusione, quando sei pressato in una coda a uno sportello, che so, fuori da un ufficio postale o alla coda al supermercato, a una sagra eccetera, lì devi indossare la mascherina se sei in coda. Dopodiché negli altri luoghi dove comunque hai distanziamento sociale, dove c'è più di qualche metro di distanza dalle altre persone, dove comunque sei all'aria aperta, te ne stai tranquillo come accade sempre. Insomma, penso che ormai questo l'abbiamo imparato. Insomma, la filosofia della mascherina è come quella dell'ombrello, lo dico io, no? Lo apri quando piove, lo chiudi quando c'è sole. La mascherina te la metti quando c'è assembramento attorno a te e la togli quando poi tranquillamente non metti a te. In questo senso, proprio per il discorso che lei ha fatto, l'iniziativa ad esempio del sindaco di Asiago, ma potrebbe non essere l'unica magari in Italia, di eventualmente rimettere in campo un'ordinanza per le mascherine all'aperto, è eccessiva secondo lei? Ma guardi, io non ho nessuna intenzione di fare ordinanze in tal senso, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però pensare di obbligare una persona di portare la mascherina all'aperto quando va a passeggiare per i boschi, per i campi, in spiaggia da solo eccetera, mi sembra un'assurdità in questo momento, ma non perché lo dice Luca Zaia, che non sono nessuno, non sono un'eminenza scientifica, lo dice la comunità scientifica, lo ha detto il CTS che all'aria aperta, distanziati, la mascherina si può non indossare. Se una persona la vuole indossare, la indossa, ma questa è una scelta personale. Poi nel comunicato di oggi della Regione, insomma, con le sue parole, un punto era chiaro, perché c'è il timore che il contraccolpo psicologico poi si abbatta sul turismo, che sta proprio ripartendo in questo momento. Questo è importante, far passare questo messaggio, insomma, della situazione sotto controllo. Ma assolutamente sì, ma fra l'altro guardi, noi abbiamo fatto la Blue Zone, cioè le nostre 10 spiagge del Veneto, partendo appunto da Bibbione, facciamo Bibbione, adesso non vorrei dimenticarne qualcuna, Caorle, Eraclea, e poi Porto Santa Margherita, e quindi andiamo a Jesolo, Cavallino, Sottomarina, Rosolina, Barricata, e quello che ho dimenticato citando la memoria. Insomma, tutte le nostre spiagge del Veneto hanno anche una certificazione che si chiama Blue Zone, cioè Covid free in spiaggia, nel senso che tutto è igienizzato, sanificato, quindi ringrazio tutti gli operatori. Cioè, più di così cosa volete che vi dica? Cioè bisogna cominciare a capire che sentiremo spesso parlare di varianti, e devo dire anche una cosa, forse qualcuno, forse anche volutamente non lo spiega, e mi riferisco alla comunità scientifica. Quando noi parliamo di efficacia del vaccino, dobbiamo fare un paragone che è con il vaccino antinfluenzale, che rende bene l'idea. Tu ti fai il vaccino antinfluenzale,
non è che non prendi l'influenza, nella stragrande maggioranza dei casi l'influenza non te la prendi. In altri casi te la prendi e cos'è che si dice? Ma ho fatto il vaccino, l'ho preso in forma leggera. Vi ricordate, no? Che si dice questo? Certo. E quindi con il Covid è un coronavirus, è sempre quella la famiglia, cioè non è che sia una roba strana che viene da altre parti del mondo. E quindi te lo prenderai in forma leggera. I casi veramente dove il Covid riesce a entrare in un ospite vaccinato con le 2 dosi e atterrarlo mandandolo in terapia intensiva sono rari o rarissimi. Quindi la vaccinazione funziona e sta funzionando, ripeto, lo dico, c'è una mamma di uno dei bimbi che è vaccinata con 2 dosi di vaccino RNA, quindi vaccini che conosciamo, e è asintomatica, positiva, cioè vuol dire che il virus lei se l'è preso ma non le ha fatto nulla, cioè è come se io mi fossi preso l'influenza ma non ho i sintomi di influenza, cioè non ho la febbre, non ho il raffreddore, non ho la tosse e continuo a vivere comunemente. Ed è anche questa, insomma, l'efficacia del vaccino. L'ultima domanda è legata proprio ai vaccini. L'importanza è averli poi sempre questi vaccini. Mi conferma che domani, ho letto in alcuni giornali, ci sarà un confronto tra i governatori e il commissario Figliuolo sugli arrivi, mancati arrivi, tagli eventuali. C'è un punto della situazione domani su questo? Sì, c'è un punto della situazione. Consideri che la situazione del Veneto è un po' più virtuosa, perché le scelte che io ho voluto fare, che sono state quelle di non vaccinare con i vaccini, diciamo, con vettore virale, quindi con l'adenovirus, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson, non vaccinare sotto i 60 anni, ci hanno un po' messo in sicurezza, perché quindi noi non abbiamo fatto campagne di vaccinazione con i famosi Vax Day, o come li vuoi chiamare, a ingresso libero per tutte le età, in modo tale da non avere oggi il problema della difficoltà a fare i richiami. Noi abbiamo 36.000 persone da richiamo, ma sono tutte persone che erano programmate. Certo è che se avessimo più vaccini, se avessimo più Pfizer e Moderna, riusciremo a correre di più. Adesso però c'è anche da dire che abbiamo anche dei posti liberi nelle agende vaccinali, per cui se una persona volesse tentare di farsi il vaccino, sono convinto che in questa fase qualche slot ancora lo si trova. Benissimo, grazie Presidente, grazie delle sue parole, insomma, per aver fatto il punto della situazione. Domani. Come? Buona serata a tutti. No, dicevo, domani avremo novità e quindi ci sentiremo domani. Ma domani ci sarà il punto stampa? No, non ci sarà il punto stampa. Però ci saranno delle novità. Abbiamo voluto allentare. Infatti, volevo capire questo. E vedo purtroppo che avevamo ragione noi, no? Sembrava che facessimo il punto stampa per fare. E invece c'è bisogno, molti chiedono di sapere, ecco, questo è il concetto, sì, certo. La verità è che quando nasceva il punto stampa nasceva in quest'ottica di informare i cittadini. Certo. Comunque questa settimana ormai va così, la prossima settimana ci sarà sicuramente tra lunedì e martedì un punto stampa, quindi una volta a settimana. E comunque domani ci saranno delle novità, lei dice? Vi daremo aggiornamenti, anche perché domani mattina informo, ve lo dico in anteprima, ho convocato tutti i direttori generali alle 9, ma non per fare drammaticità o allarmismi, semplicemente per fare una riunione di coordinamento, voglio vedere un po' di numeri e andare ancora più pesanti con i tracciamenti e i tamponi. Perfetto, grazie mille, grazie Presidente, grazie davvero. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Allora, tante parole importanti, anche la novità, insomma, che domani ci sarà questo vertice e quindi avremo altri aggiornamenti. Adesso la cronaca, torneremo fra poco a parlare di Covid, la cronaca però con il dramma del pomeriggio intorno alle 17 a Castagnoli di Paese lungo la Feltrina, con una donna di 73 anni che al volante della sua auto ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, stando a una prima ricostruzione. È uscita di strada finendo la soccorso in un fossato, come vedete dalle immagini dei vigili del fuoco. Violento l'impatto, immediati sono scattati i soccorsi sul posto, i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere dell'auto ed è stata poi affidata alle cure dei sanitari del SUEM, che hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Ora aspetterà i carabinieri ricostruire la dinamica del sinistro, sul posto anche la polizia locale di Paese. Un ferito invece lieve fortunatamente per lo scontro avvenuto stamattina col Fosco di Susegana, a scontrarsi un auto articolato e un trattore che stava trainando una piccola autobotte. L'autista del trattore, un 23enne, è stato trasportato in ambulanza, le sue condizioni sono buone. Questo invece è appunto l'incidente avvenuto a Susegana. E poi la cronaca ci racconta dell'esito dell'autopsia sul corpo della povera Elisa Campeole, conferma di una disperata lotta per vivere della povera 35enne.
Oltre 20 coltellate, una furia cieca. Elisa Campeol non ha avuto scampo, ferita in tutto il corpo senza pietà. Molti tagli sono sulle braccia nel disperato tentativo della vittima di difendersi, ma il suo assassino non ha esitato. Una raffica di fendenti senza tregua, come una macchina, un automa, senza darle alcuna possibilità. Voleva ucciderla. I colpi, quelli mortali, profondi agli organi vitali, erano più di uno e tutti sul torace. E la conferma del particolare ghiacciante, l'orecchio reciso di netto. Elisa non è morta subito. Sono i primi sconcertanti risultati dell'esame autoptico sul corpo della vittima. Un omicidio efferato dove rabbia e violenza hanno armato la mano di Fabrizio Biscaro. Le sue condizioni psichiatriche verranno vagliate nell'ambito di una perizia che sarà effettuata durante l'incidente probatorio, forse già entro la fine della settimana. A chiedere il pubblico ministero Gabriella Cama. L'uomo è indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, un delitto che ha sconvolto per la sua ferocia e per la sua inspiegabile follia, una follia che ha lasciato nella gente un solco profondo, quello della paura. Intanto tutto pronto a Pieve di Soligo per l'ultimo saluto ad Elisa. L'amministrazione comunale ha già deliberato quel giorno il lutto cittadino. La cerimonia si svolgerà nel Duomo probabilmente tra venerdì e sabato. Si attende il nulla osta della magistratura. Il sindaco inoltre ha attivato anche la protezione civile a supporto della polizia locale per garantire l'ordine e la sicurezza di quanti vorranno salutare Elisa. E a proposito del dibattito sul disagio psichico, una signora, una donna ci racconta non solo di quanto ha vissuto durante un periodo buio della sua vita, ma soprattutto lancia un appello alle famiglie che hanno persone fragili al loro interno. Una storia di sofferenza ma anche di grande forza. Ci parla, racconta la sua storia. La chiameremo Maria, un nome di fantasia per tutelare la sua identità. È lei che ha vissuto un periodo difficile a lanciare un appello accorato. L'unica cosa che vorrei dire a tutte le famiglie che in questo momento mi ascoltano: se avete qualche problema, qualche disagio, non abbiate paura. Bussate, osate consultori familiari, sono servizi gratuiti. Nel 2005 Maria si trova ad affrontare problemi personali gravi. È stato tutto un susseguirsi di brutti avvenimenti che mi hanno portato, come normalmente accade in tutte le persone, ad uno profondo stato depressivo. Così è stata ricoverata nel reparto psichiatrico, dove ci racconta la grande professionalità del personale sanitario, ma anche quelle immagini, quei momenti che non potrà mai dimenticare, dove la realtà e la fantasia a volte si intrecciano. Secondo lei bisognerebbe riaprire qualche struttura per poter seguire dentro queste persone? Secondo me, una volta dimessi, non dovrebbero essere mandati a casa, dovrebbero appunto essere mandati in questi centri, in queste strutture, soprattutto per non creare a sua volta un disagio nello disagio per quanto riguarda i familiari. Bisogna fare qualcosa, ci dice Maria. Di strada da fare ce n'è davvero tanta. Prima di tutto ci vuole più personale all'interno dei reparti psichiatrici. Credo che dopo 16 anni quello che mi è successo, ancora oggi si stia facendo ben poco. Credo che bisogna a questo punto ripartire da zero e fare un ampio, un accurato lavoro. Poi aggiunge: siamo nel 2021, non dovrebbe più esistere l'ignoranza. Mi sono trovata con persone che mi hanno riso in faccia, ma io dico una cosa solo: io vado a testa alta, non mi vergogno di prendermi un'ora ogni tanto di andare da uno psicologo. Credo che ciascuno di noi ne abbiamo bisogno. È un'ora preziosa, credetemi. Il presidente del Veneto Zaia con proprio decreto ha dichiarato lo stato di crisi a seguito delle violente grandinate che ieri hanno interessato la zona della Pedemontana trevigiana, soprattutto nella zona dei vigneti. Il decreto rimarrà aperto anche in vista delle avverse previsioni meteo per le prossime ore, in attesa che i comuni interessati effettuino le opportune ricognizioni. Contestualmente il presidente Zaia ha avviato le procedure per lo stato di calamità naturale per il ristoro appunto dei danni che hanno interessato soprattutto le attività agricole della zona. Torniamo a parlare del Covid. Abbiamo aperto con le parole del presidente Zaia il suo intervento, l'intervista sul punto della situazione sulla variante Delta. In questi giorni si tracciano anche tanti bilanci, a farne uno è il coordinatore infermieristico delle malattie infettive dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che ci racconta le difficoltà di un anno e mezzo di lotta in trincea.
Ivano Seccafiene è il coordinatore infermieristico delle malattie infettive 2 del Cafoncello, reparto aperto il 18 novembre 2020 per affrontare la seconda ondata del virus e chiuso il 1 giugno di quest'anno. Ripercorre con la mente quei 6 mesi in prima linea, ricorda le difficoltà all'inizio, quando infermieri provenienti da reparti diversi si sono trovati alle infettive 2 a fronteggiare un nemico di cui ancora si sapeva poco, e poi il senso di smarrimento che ha lasciato spazio all'impegno e alla voglia di sconfiggere il Covid. Il gruppo di lavoro è stato fondamentale perché eravamo, seppur non ci conoscevamo, però avevamo questo obiettivo di andare avanti e di fare del nostro meglio. Alle difficoltà fisiche nell'affrontare ore di lavoro indossando i dispositivi di protezione si affiancavano quelle psicologiche di fronte al dolore dei pazienti lontani dai loro cari anche negli ultimi istanti di vita. Il paziente si aggravava e si avvicinava all'exitus. Il paziente era da gestire e l'operatore faceva molta fatica perché doveva accettare questa cosa che sapeva che in qualche maniera la cosa ci sarebbe conclusa ed era molto frustrante. Seccafiene non dimentica i momenti di sconforto e le lacrime dei suoi colleghi. Le lacrime sono comunque scese perché è ovvio che succede questo. Sono scese le lacrime, però quello che noi riuscivamo a fare era comunque la condivisione, condividere al massimo queste cose, questi momenti di difficoltà e esternare proprio questo malessere. Alla fine gli chiediamo se teme una nuova recrudescenza del virus il prossimo autunno. Spaventa ma siamo pronti, ci risponde, forte del legame che in quei drammatici mesi si è creato tra infermieri, medici e OSS. Abbiamo creato un gruppo talmente unito che quasi quasi ci dispiaceva lasciarlo. Quindi su questo noi confidiamo che eventualmente una riapertura ci possa aiutare molto questo forte legame, questa forte unione che abbiamo creato. Intanto ieri sera a Santa Lucia di Piave la manifestazione organizzata dal comitato Riccardo Szumski, ovviamente organizzata dal sindaco e medico di base, sull'importanza delle cure domiciliari nella lotta al Covid. Nonostante il cielo carico di nubi minacciose, in 400 ieri sera hanno risposto alla chiamata del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, e si sono riuniti al campo fiera per una nuova manifestazione sulle cure domiciliari e la gestione di questi mesi di pandemia. All'ingresso del piazzale cartelli sulle misure da osservare e anche dal palco le indicazioni ai presenti. Chiedo veramente per queste 2 orette o mantenete distanze o fate in modo che non vengano fuori le foto sui giornali che siete senza mascherine, perché dopo infanghiamo il nome del dottor Szumski. È lo stesso sindaco e medico di base a ribadire le ragioni di questo nuovo incontro pubblico. Sosteniamo con coerenza quello che cerchiamo di dire da oltre un anno rispetto allo svolgimento e alla gestione di questa pandemia e la negazione delle cure domiciliari. Ad essere aspramente criticata è la gestione della pandemia. Il problema del Covid è stato quello che invece di concentrarsi su quello che sarebbe stato l'ovvio e il naturale, cioè le cure, ci si è concentrati su tutt'altro, cioè sul rinchiudere sostanzialmente la popolazione italiana in casa. A vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione i carabinieri che a fine serata non hanno rilevato comportamenti contrari alle norme anti-Covid. Dopo la pubblicità, veramente pochi istanti, rivedremo il ritorno del Consiglio Comunale di Treviso in presenza. Rieccoci allora in diretta. Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio Comunale di Treviso ed è il primo in presenza dopo 9 mesi di sedute a distanza. Dopo tanti mesi finalmente torniamo in quella che è la sede naturale, la più bella sede del Consiglio Comunale d'Italia, al Palazzo del 300. È bene tornare qui, guardarci in faccia, discutere e trasmettere anche quelle che sono le emozioni attraverso la presenza diretta. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli accogliere nuovamente i consiglieri a Palazzo dei 300 per la prima seduta in presenza dopo 9 mesi di assemblea a distanza. È una grande emozione perché nonostante i consigli comunali non si siano mai fermati, perché ci siamo trasferiti sulla piattaforma digitale, però tornare in presenza a confrontarsi, a discutere, a parlare dell'amministrazione locale, del bene comune è una grande emozione, e quindi ridò il benvenuto ai consiglieri comunali.
Dai banchi di maggioranza e opposizione la soddisfazione di tornare ad un confronto diretto, faccia a faccia. Da remoto non mi piace molto e qui insomma almeno c'è la vivacità del confronto che c'è anche da remoto, ma qui insomma è anche più gestibile, quindi sono molto contenta e speriamo di non dover più ritornare da remoto, ma che la cosa si sistemi. Finalmente si sta tornando gradualmente a una normalità e poi dovendo discutere proprio delle cose della città è bene vedersi in faccia. Si torna alla normalità per adesso, seguendo tutte le precauzioni naturalmente, quindi i distanziamenti, e speriamo che sia solo l'inizio poi di una normalità stabile. Presente a Palazzo dei 300 anche una delegazione della Benetton Rugby, reduce dalla conquista la scorsa settimana della Rainbow Cup, premiata con la bandiera della città. E poi a livello politico c'è il dramma politico del Movimento 5 Stelle che si sta consumando in queste ore, lo scontro apertissimo tra la fazione di Beppe Grillo e quella di Giuseppe Conte, l'analisi del politologo Paolo Feltrin. Classicamente il Movimento 5 Stelle si trova in questa situazione, no? Cioè di non sapere individuare delle regole per sostituire il padre fondatore. Parte da questa tesi l'analisi politica del professor Paolo Feltrin sulla situazione del Movimento 5 Stelle. Una crisi che cresce ora dopo ora con esponenti di primo piano o come semplici attivisti divisi tra la nuova via di Giuseppe Conte e l'impianto storico di Beppe Grillo. Un dilemma nazionale ma anche locale, considerando che in diversi comuni della Marca il Movimento 5 Stelle pesa politicamente. Per Feltrin questa crisi è molto simile a quella che stanno attraversando gli azzurri di Berlusconi, con la diaspora verso il partito di Totti e Brugnaro. L'unico modo per sostituirlo è la fine della vita, nel decesso, no? E allora quando i movimenti si trovano in questa situazione vanno in crisi. Qualche problema di questo genere, come ben sappiamo, anche Forza Italia. Per Feltrin, se Grillo non cede il potere, Giuseppe Conte non ha resistito alla tentazione di rimettersi subito in gioco, pur non avendo maturato maggiore esperienza politica. Poteva prendersi qualche anno sabbatico in giro per il mondo in un ruolo più tecnico e defilato e poi tornare in campo. Il rischio concreto che corre in questo momento è finire esattamente come è finito Monti. Il processo disgregatorio dei 5 Stelle non interferirà sul governo, anzi lo rafforzerà, con gli altri partiti tutt'altro che preoccupati. La mia idea è che tutti quelli che dicono che si preoccupano sotto sotto si fregano le mani, ben contenti di un alleato scomodo, di un concorrente scomodo che è entrato in fibrillazione e in difficoltà. Spaccature e stravolgimenti che inevitabilmente si rifletteranno sulle elezioni, non tanto amministrative quanto politiche. Quel che accadrà dopo le elezioni, siano esse nel 2022 o come invece io penso nel 2023, è del tutto indipendente dal risultato elettorale e probabilmente si avvicinerà molto di più all'idea di una grande coalizione alla tedesca. Anche nella Marca, come in tutta Italia, lo sciopero nazionale per i settori dell'energia elettrica, del gas e dell'igiene ambientale. La protesta dei lavoratori e sindacati a Treviso, in piazzetta Aldo Moro, e poi l'incontro con il prefetto Maria Rosaria Laganà. La richiesta delle organizzazioni sindacali è la cancellazione o almeno la modifica dell'articolo 177 del Codice degli Appalti, dal momento che la sua applicazione, prevista al 31 dicembre di quest'anno, obbligherà le aziende concessionarie ad esternalizzare l'80% delle attività con importo superiore ai 150.000 euro. Ne parleremo meglio, più approfonditamente, nella pagina bellunese. Anche a Belluno ovviamente c'è stata questa manifestazione. Adesso invece il nuovo CDA del Consorzio del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene. Il Consorzio del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene ha un nuovo consiglio di amministrazione. Dopo anni di guerra, colpi di PEC, carte bollate, pareri legali, convocazione al Ministero, ora c'è aria di tregua negli uffici di Solighetto. Ad agitare i ramoscelli d'ulivo il più votato tra i nuovi consiglieri, con 7.312 voti, Gianfranco Zanon, direttore della Valdo Spumanti. Mi auguro che al più presto ci si possa riunire tutti assieme in maniera condivisa e unanime attorno a un tavolo e lavorare esclusivamente per il bene della denominazione, una denominazione straordinaria che ha bisogno di lavoro proficuo, utile e strategico per rinnovare i suoi valori,
le sue bellezze e la sua comunicazione in Italia e nel mondo. Toni morbidi per un compito già impegnativo della nuova governance, eleggere la nuova presidenza. Già ieri sera al Careni di Pieve il nome più gettonato era quello di Elvira Bortolomiol, la quinta eletta tra gli imbottigliatori, di fatto ago della bilancia tra il mondo delle cantine e quello dei viticoltori, costantemente in contrasto sul futuro della DOCG. Ecco perché difficilmente si arriverà a Ludovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, mentre Cinzia Sommariva avrebbe già fatto un passo indietro dopo i mesi di impegno con il fronte dei ribelli del passato CDA. I numeri al momento darebbero vincente il fronte delle cantine, soprattutto dopo l'uscita di scena di Francesco Drusian, storica voce critica all'interno della passata dirigenza. In realtà i ben informati sottolineano come dei nomi nuovi molti non siano apertamente schierati né dall'una né dall'altra parte. Ecco perché nessuno dà ancora per scontata la presidenza Bortolomiol in un tavolo dove si contratterà ogni singola decisione, a partire dalla scelta del direttore, posto vacante da ben 5 anni. A quella del piano di rilancio di una denominazione che giorno dopo giorno accusa lo strapotere della più veloce e scaltra DOC del presidente Zanetti e del direttore Giavi. Il suo viaggio era iniziato esattamente 7 giorni fa, la partenza da Piazza dei Signori a Treviso. Ora l'iniziativa Road to Rome, organizzata dal triatleta paralimpico Bernardo Bernardini con altri 12 amici, 110 km in tandem o bici, è arrivata al traguardo nella capitale, un'iniziativa per sensibilizzare sulla disabilità e la dimostrazione di come nella vita si possono raggiungere degli obiettivi che si pensano irrealizzabili nonostante appunto la disabilità. Quindi complimenti a Bernardo Bernardini che ha raggiunto 7 giorni dopo Roma in sella alla bicicletta insieme ai suoi amici. Adesso la pagina bellunese. Allora, lo dicevamo prima, anche a Belluno in piazza davanti alla prefettura il presidio dei sindacati, lo sciopero è quello del settore energia e igiene ambientale. Gli effetti di questa norma che si vuole cancellare o modificare potrebbero avere ripercussioni molto forti sul territorio. Tutti contro l'articolo 177 del Codice degli Appalti. Sindacati lavoratori in piazza anche a Belluno, come in tutto il Veneto e l'Italia. Settori strategici, energia, gas, igiene ambientale. Quell'articolo, che si chiede venga cancellato, dal 31 dicembre obbligherà le aziende concessionarie ad esternalizzare l'80% delle attività con importo superiore ai 150.000 euro, anche nei casi in cui vengano svolte dal proprio personale. Ciò comporta che personale che per raggiungere una professionalità che si costruisce negli anni rischierebbe di essere messo in concorrenza, di andare fuori da questo mercato a vantaggio di altra gente che non è pronta. Pesanti le ricadute sul territorio. Durante la pandemia, durante Vaia, durante tutti gli eventi meteorologici importanti che una volta venivano definiti eccezionali e che oggi rappresentano quasi la normalità, i cittadini hanno sempre avuto acqua, energia elettrica e gas. Con l'esternalizzazione dell'80% delle concessioni con gare d'appalto al massimo ribasso c'è il serio rischio che questo possa impattare pesantemente non solo sui lavoratori ma anche sulle utenze. I sindacati sono stati ricevuti dalla rappresentante territoriale del governo. Il prefetto davvero è stato sensibile nei nostri confronti nel voler accogliere i documenti che gli abbiamo presentato, documenti che sono stati scritti a livello nazionale e anche a livello territoriale. Ovviamente lui farà le opportune valutazioni, però così in prima battuta il riscontro che ci ha dato è stato quello comunque di voler provare in qualche modo anche lui, per quello che rappresenta, ad essere solidale con noi. E allora la frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, abbiamo raccontato qualche giorno fa con le cariche esplosive l'intervento per ridare la possibilità alle famiglie di tornare nelle proprie abitazioni. Ecco, a seguito della verifica dell'andamento della velocità della frana, in sede tecnica è stato definito appunto che le famiglie potranno rientrare in casa. La Protezione Civile della Regione ha dato comunicazione al sindaco. Questo è appunto il primo effetto dell'intervento della scorsa settimana che vediamo nelle immagini. Ovviamente, precisa la Protezione Civile regionale, la frana continua ad essere monitorata costantemente. Uno dei problemi, forse il grande problema della montagna, lo spopolamento. In casa leghista al Senato nasce una proposta che ha l'obiettivo di rendere più interessante il fare impresa in montagna.
Parte dai banchi della Lega in Senato un disegno di legge rivolto a ottenere agevolazioni fiscali per le aziende che insistono su un territorio come quello montano svantaggiato dal punto di vista logistico. Con Paolo Saviane a rendersene promotore, ecco la proposta di una ZES, zona economica speciale per il bellunese. L'importante per la provincia di Belluno, io ho presentato questo disegno di legge a favore della provincia di Belluno, innanzitutto perché la provincia di Belluno è una provincia di confine e poi negli ultimi anni ha subito un importante decremento demografico e quindi tramite la ZES che dà agevolazioni fiscali alle piccole e micro imprese ci si ripropone appunto di rendere appetibile anche investimenti dall'estero in modo che ci possa essere un ritorno ad abitare questi nostri territori. Le agevolazioni fiscali possibili sono molteplici, dall'esenzione delle imposte sui redditi a quella sulle imposte comunali e regionali, fino all'esonero del versamento dei contributi. In ballo ci sono milioni di euro che darebbero sicuramente ossigeno a chi fa impresa. La parola ora è al Parlamento. Ed è tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Il mese di luglio inizia ancora con il dominio dell'alta pressione africana, ma con la tendenza ad una graduale attenuazione del caldo e dell'afa. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 1 ci mostra una situazione buona, il contesto infatti risulterà decisamente soleggiato con cielo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono dei temporali sparsi sulle zone montane, localmente fin verso le aree pianeggianti. Temperature come detto un po' in calo, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo lo stesso scenario, tanto sole ovunque, anche in questo caso qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove dapprima sarà soleggiato, a seguire invece sarà possibile qualche locale temporale. Temperature minime intorno a 16-17 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso.